Sale così il sindaco Conte sul caso dei vigili che rischiano ora di essere denunciati da un accattone molesto arrestato quando ancora il decreto Salvini non era entrato in vigore. Ventenne di Zerobranco, investito la notte scorsa lungo la Romea a Mira, l'autista dopo l'incidente fugge senza prestare soccorso, i carabinieri fermano il pirata in A4, scontro tra un furgone e un tir, perde la vita un milanese. Tragedia a Fontanello, un uomo di 83 anni è stato colto da malore e si è schiantato con la sua auto contro un albero. Fondazione Cassamarca, sia Gentilini che Pelloni del PD auspicano che la nuova dirigenza possa risollevare le sorti dell'ente ed esprimono massima fiducia all'avvocato Garofalo. È morta a soli 30 anni a causa di una malattia Chiara Stefani, testimonial della campagna di umanizzazione del distretto Pieve di Soligo, il cordoglio del direttore generale Francesco Benazzi. Specialista in servizio in una struttura accreditata con l'ULSS 2 di Rotto, un paziente in una clinica privata di Modena, l'azienda sanitaria ha fatto partire la diffida, se lo rifarà rischia la rimozione. In 60 oggi a donare il sangue al Cafoncello si è rinnovata l'iniziativa che vede coinvolti Avis, azienda sanitaria e forze dell'ordine. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso, lo avete dunque sentito ora dai titoli. Paradossale, così il sindaco Conte sul caso dei vigili che rischiano ora di essere denunciati da un accattone molesto arrestato quando ancora il decreto Salvini non era entrato in vigore e il reato quindi non esisteva. I paradossi tutti all'italiana. Per fortuna oggi è subentrato il decreto Salvini che metterà fine a queste ingiustizie, al contrario. Perché casi come quello del giovane accattone 19enne arrestato dai vigili urbani in Piazza Duomo con addosso circa 300 euro in monetine e che ora potrebbe rivalersi contro la polizia locale sono inaccettabili per il sindaco Mario Conte. Se il decreto sicurezza ora convertito in legge prevede il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio con tanto di arresto, sequestro dei proventi e ammenda salata, l'azione dei vigili, avvenuta a normativa non ancora in vigore, ha fatto sì che il giudice non abbia convalidato il provvedimento e si possa prefigurare da parte degli agenti, oltre alla restituzione delle monetine, un abuso d'ufficio. Addirittura gli agenti di polizia municipale rischiano di essere le vittime di questa azione, atta invece a garantire la sicurezza e il decoro della nostra città. Quindi massima solidarietà nei confronti dei nostri due agenti di polizia locale. Comune dunque pronto a schierarsi al fianco dei suoi agenti in attesa che sempre dal Ministero dell'Interno arrivino risposte anche sulla legittimazione del ruolo dei vigili come forza di polizia. Quanto all'accattonaggio molesto, Cassugana non fa passi indietro, anche perché quello delle feste è un periodo particolarmente a rischio. Come abbiamo già messo in campo nei mesi precedenti, ci sarà un'azione molto forte legata a questa lotta contro l'accattonaggio. Continueremo in questa direzione, consapevoli di avere ulteriori strumenti dati appunto da questo decreto Salvini che finalmente metterà fine a quelle ingiustizie che rischiamo di vedere con vittime i nostri agenti di polizia locale. In poche ore i carabinieri hanno trovato il pirata della strada che questa notte ha investito un ventenne lungo la Romea. Non ci hanno messo molto i carabinieri per risalire al pirata della strada che questa notte verso l'1:40 lungo la Romea a Dogaletto di Mira, all'altezza dell'area commerciale Lando, ha investito un ventenne di origine marocchina residente a Zerobranco. Si tratta di un romeno 23enne residente a Campagnalupia. Il giovane stava attraversando in quest'incrocio quando l'auto proveniente da Chioggia l'ha travolto in pieno, poi il conducente ha fuggito. Il ventenne è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale. Quando è stato colpito l'auto viaggiava a forte velocità e il 23enne ha proseguito la corsa senza fermarsi né prestare soccorso. I carabinieri intervenuti dopo il 118 chiamato da alcuni automobilisti che hanno visto il ventenne sulla strada hanno iniziato a ricostruire la vicenda fino a raggiungere l'abitazione del pirata. In garage c'era l'auto completamente sfondata nella parte anteriore. Paraurti, cofano e parabrezza avevano i segni inequivocabili dell'urto. Il romeno ha ammesso la propria responsabilità giustificandosi di essersi allontanato perché spaventato. È stato denunciato per una serie di gravi violazioni penali, l'auto sequestrata e la patente ritirata. Ed un altro grave incidente questa mattina lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Portogruaro e Meolo, un uomo ha perso la vita.
Un tamponamento tra un camion e un furgoncino è costato la vita al conducente del mezzo leggero. È successo verso le 8:30 lungo l'autostrada 4, nel tratto tra Porto Gruaro e Meolo, davanti all'area di sosta di Roncade in direzione Trieste. I vigili del fuoco sono accorsi poco dopo con 2 squadre provenienti da Mestre per mettere in sicurezza i veicoli e con loro il personale del 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo residente a Milano. L'autostrada non è stata chiusa, ma solamente la corsia di marcia. Sul posto è giunto anche il personale di Autovie Venete e la polizia stradale. Accade dopo un altro incidente avvenuto la sera prima verso le 18, quando un furgone si è schiantato contro un tir, sempre sulla A4. Il conducente del furgone, dopo aver passato lo svincolo di San Stino, stava proseguendo in direzione Trieste. Non si sarebbe accorto del mezzo pesante che lo precedeva, fermo per le lunghe code, incastrandosi sotto il pianale del tir. Sul posto i vigili del fuoco di Porto Gruaro, Mestre, San Donà e Motta, con i sanitari del 118, gli ausiliari del traffico e la polizia stradale di San Donà. Il conducente del furgone è stato estratto con difficoltà dalle lamiere dei vigili del fuoco dopo quasi un'ora di delicatissimo lavoro ed è stato portato all'ospedale. E dobbiamo registrare un altro incidente stradale, tragedia questa mattina a Fontanelle, lungo via Roma in direzione Conegliano. Un uomo di 83 anni ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua macchina. L'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. A perdere la vita Luigi Canziano, 83enne. La Fiat Punto, condotta dall'anziano, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Vittorio Veneto, ha invaso l'opposta corsia di marcia, finendo la sua corsa contro un albero dopo aver superato il marciapiede. L'uomo, trasportato con l'elicottero del SUEM 118 all'ospedale di Oderzo, è morto alcune ore dopo il ricovero. Ed è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile un nigeriano residente nel Trevigiano affiliato ad un noto gruppo criminale. Esponente di spicco di un gruppo criminale nigeriano è stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Treviso. L'uomo, 42 anni, residente nella Marca, regolare sul territorio italiano, operaio, è destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino. Molti reati contestati a lui, così come ad altri 14 connazionali destinatari di un analogo provvedimento. Secondo gli inquirenti, questa organizzazione criminale, di cui faceva parte anche il nigeriano di Treviso, avrebbe commesso numerosi delitti, in particolare contro la persona, opponendosi e scontrandosi con gruppi rivali per il predominio della comunità nigeriana, delitti in materia di immigrazione clandestina e prostituzione, estorsioni con l'imposizione agli affiliati del versamento di somme di denaro. Non solo, l'arrestato inoltre è ritenuto responsabile di lesioni aggravate in concorso ad esercizio abusivo della professione medica, in quanto all'interno della propria comunità era considerato un santone con poteri di cura. Ed ora parliamo della Fondazione Cassamarca. Dopo l'ultimo consiglio di indirizzo dell'ex presidente dei Poli si guarda al futuro. Sia Gentilini che Pelloni del PD auspicano che la nuova dirigenza possa risollevare le sorti dell'ente ed esprimono la massima fiducia all'avvocato Garofalo, sempre più vicino alla presidenza. Ieri, dopo un'ora di consiglio d'indirizzo e la nomina dei 9 membri, si è aperto un nuovo capitolo della storia di Fondazione Cassamarca. Un capitolo senza Dino De Poli, che dopo 26 anni di presidenza ha lasciato Caspineda, salutando giornalisti e fotografi. Martedì prossimo un nuovo consiglio, cruciale per l'elezione del presidente e del vicepresidente. Quasi certa la nomina dell'avvocato trevigiano Luigi Garofalo alla guida di Fondazione. Ma la nuova dirigenza dovrà fare i conti con una situazione economica difficile. Ho chiesto tante volte che fosse fatta chiarezza sull'andamento della Fondazione Cassamarca quando ero io sindaco. Io posso riconoscere a Dino De Poli di aver fatto tante cose a favore della città di Treviso o della provincia, ma non ho mai considerato De Poli proprietario della Fondazione Cassamarca. La proprietà è dei cittadini. Anche per il Partito Democratico questo cambio ai vertici è un compito importante da portare avanti.
fondazione deve tornare a fare la fondazione bancaria, deve tornare a aiutare nel sociale i più deboli, i cittadini trevigiani, e deve amministrare i risparmi rimasti delle generazioni trevigiane. Sia Pelloni che Gentilini esprimono massima fiducia nella figura dell'avvocato Garofalo, candidato principale alla poltrona di presidente di fondazione. La figura di Luigi Garofalo è una figura che stimo e comunque che valorizzerebbe la Fondazione Cassamarca e la professionalità che potrebbe servire per uscire da questa crisi importante. Possa portare a leccarsi le ferite e far risorgere e ridare lustro alla Fondazione Cassamarca. Non ce l'ha fatta Chiara Stefani, 30 anni, testimonial della campagna di umanizzazione del distretto Piave di Soligo, il suo volto sorridente lo conoscono tutti, pazienti, familiari e operatori del distretto Piave di Soligo dell'ULSS 2, riprodotto in centinaia di posti, raccoglie da qualche anno chiunque varchi la soglia degli ospedali di Conegliano, Vittorio Veneto e delle sedi distrettuali. Chiara lavorava come tecnico di laboratori del centro trasfusionale di Conegliano, a settembre aveva avuto un malore, poi la terribile verità, una malattia che se l'è portata via in pochi mesi. La scomparsa di Chiara ha provocato un profondo dolore nell'ULSS 2, commenta il direttore Francesco Benazzi. Siamo vicini ai genitori che hanno perso prematuramente una splendida figlia e al compagno. La nostra azienda perde una collaboratrice valida sia dal punto di vista professionale che umano. Il 7 dicembre l'ultimo saluto a Chiara nel Duomo di Conegliano alle 16. Specialista in servizio in una struttura accreditata con l'ULSS 2 di Rotta, un paziente in una clinica privata di Modena in cui lo stesso lavora per operarsi di calcoli. L'azienda sanitaria ha fatto partire la diffida, se lo rifarà rischia la rimozione. Medico in servizio in una struttura convenzionata dell'ULSS 2 indirizza una paziente, una 71enne di Mogliano Veneto, a una clinica privata fuori regione per curarsi i calcoli. Il caso, finito sul tavolo del direttore generale Francesco Benazzi, rischia ora di avere pesanti conseguenze sul professionista, lo specialista in urologia Andrea Fandella. È lo stesso Benazzi a spiegare l'accaduto, non nascondendo l'irritazione per un episodio giudicato gravissimo. È successo che una signora che doveva fare una visita di controllo urologica per problemi calcolosi renale è andata al centro accreditato con noi e il medico che era in questo centro, invece di mandare la signora alle nostre strutture che sono preparate e danno risposte in tempi corretti per fare un intervento ancora di pulizia dei calcoli a livello ureterale, ha sostanzialmente detto al paziente di andare a Modena dove lavora lui e quindi ha dirottato un paziente, cosa che non può fare, per cui lo abbiamo diffidato. La prossima volta che farà questo chiederemo la sua rimozione dalla struttura. I fatti si sono verificati il 30 novembre, la reazione dell'ULSS è stata immediata. Perché un paziente non va dirottato? Non va dirottato perché intanto siamo un sistema sanitario nazionale e regionale, noi dobbiamo dare delle risposte ai cittadini. Fortunatamente il nostro reparto di urologia, dottor Macatrozzo, ha dato una risposta immediata, ha sentito la signora e verrà operata a gennaio. E quindi queste cose sono contro la deontologia professionale, quello che ha fatto ovviamente questo collega all'interno di questo centro accreditato. Sono state sospese su disposizione della Prefettura le ricerche di Mauro Tomietto, il manager di Fara di Soligo, scomparso da oltre una settimana. È trascorsa una settimana da quando Mauro Tomietto è uscito di casa senza fare più ritorno. Il manager di origini francesi ma residente con la moglie e i figli a Fara di Soligo non ha lasciato traccia. La prefettura ha disposto ora la sospensione delle ricerche. Gli uomini delle forze dell'ordine e i vigili del fuoco per oltre una settimana hanno setacciato metro su metro Fara di Soligo, dove il 55enne viveva. Controllata anche la zona di Nervesa della Battaglia, dove è stata ritrovata l'automobile abbandonata dal manager, e infine sono stati controllati i canali e corsi d'acqua di Falzè di Piave, dove il suo telefono aveva agganciato l'ultima cella telefonica prima di spegnersi. Con sé l'uomo aveva portato il portafoglio, i documenti ed il cellulare. Tomietto dalle scorse ore è stato registrato nella banca dati delle forze dell'ordine alla voce persone scomparse da rintracciare. 10 richieste al governo da parte dei sindaci dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana che si considerano ormai al collasso. In una missiva inviata al Premier Conte e ai ministri
dell'Economia e degli Affari Regionali per rapporti con il Parlamento, oltre che al governatore Zaia e alle istituzioni locali, i primi cittadini chiedono la concreta attuazione del federalismo dei costi standard, la restituzione ai comuni della piena autonomia della leva fiscale, l'effettiva liberalizzazione degli avanzi di bilancio e la revisione di tutti quei meccanismi bizantini che impediscono anche gli enti virtuosi l'utilizzo delle risorse mosse necessarie per conservare un minimo di operatività dopo gli anni del taglio della spesa che penalizzano i servizi ai cittadini. A Castelfranco ora, dove a quanto pare la ruggine si sta accumulando pericolosamente sui pilastri delle pensiline nella stazione dei treni. Vediamo. Si tratta praticamente di una pensilina di copertura al binario 1 che è collegata alla stazione, che presenta dal mio punto di vista dei seri problemi in quanto i pilastri che sono in ferro presentano delle gravi corrosioni, diciamo. I pilastri in ferro che sorreggono la pensilina della stazione ferroviaria di Castelfranco sono seriamente corrosi dalla ruggine. La segnalazione arriva da Gilberto Bonetto, consigliere comunale a Cittadella. Nel corso di un viaggio in treno per Venezia, aspettando la coincidenza proprio nella stazione della città murata, il consigliere nota lo stato in cui versano le placche metalliche alla base e sulla sommità dei pilastri e lo documenta con delle foto. Mi è venuto spontaneo di fare delle foto e di segnalare, insomma, questa cosa. Poi di sicuro non sono certo io che posso dire se sia così grave o meno. Certo, per un cittadino che vede non è sicuramente una cosa che rasserena l'animo, ecco. Che ci sia o meno un rischio reale sulla tenuta della pensilina, quindi probabilmente no, sarà compito degli esperti accertarlo. Certo è che il degrado superficiale è ben visibile e di sicuro una mano di vernice non risulterebbe fuori luogo. Informato della questione, il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, non perde tempo e prende in mano carta e penna. Domani posso inoltrare una lettera a RFI, che è competente sulla manutenzione delle pensiline, chiedendo che facciano manutenzione e che ne verifichino la staticità. E noi ci teniamo in particolar modo, visto che Castelfranco Veneto è città del Giorgione, la stazione è un po' la porta della città e sul turismo stiamo puntando molto, quindi farò questa segnalazione a chi di competenza. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. In 60 oggi a donare il sangue al Cafoncello si è rinnovata l'iniziativa che vede coinvolti Avis, aziende sanitarie e forze dell'ordine in un anno che per le donazioni si sta chiudendo in segno negativo. Nella giornata mondiale del volontariato una sessantina tra poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili urbani, militari dell'esercito hanno affollato il centro trasfusionale di Treviso per donare il sangue. L'iniziativa Uniformi nel donare, che coinvolge forze dell'ordine, Avis e ULS 2, ha così raggiunto l'11ª edizione. Abbiamo queste persone che ogni giorno cercano di darci una sicurezza e tranquillità nel territorio, ma anche con la loro donazione danno un segnale forte, perché anche loro insieme a noi cercano di far contribuire ai nostri ammalati affinché stiano bene e abbiano una vita serena. Sempre presente colui che è stato il promotore 11 anni fa della donazione massiccia da parte delle forze dell'ordine, l'attuale dirigente della squadra mobile di Treviso, Claudio Di Paola. È un'iniziativa nella quale noi crediamo molto, è stata realizzata una rete fra le forze dell'ordine proprio allo scopo di controllare anche meglio il territorio, che è il nostro obiettivo principale, attraverso la solidarietà. Per la donazione del sangue il 2018 è stato nel Trevigiano un anno complicato, non solo per i problemi legati in estate ai virus trasmessi dalle zanzare, ma anche per lo scarso slancio dei donatori a presentarsi ai centri trasfusionali. E tutto mentre a Castelfranco prende avvio l'attività dell'Istituto Oncologico Veneto, che aumenterà sensibilmente il bisogno di sangue. Registriamo oggi un meno di donazione rispetto all'anno precedente, e questo mi preoccupa per la sensibilità che forse, mi auguro di no, viene meno anche da parte dei donatori. Lo IOV sta arrivando anche a Castelfranco, nel momento in cui arriva dobbiamo comunque attivarci maggiormente per fare in modo che ci siano gli interventi e il sangue non manchi. L'appello dell'Avis è dunque quello di regalare a Natale un po' di sé agli altri, così che negli ospedali il sangue non venga mai a mancare.
Ed ora continuiamo invece il nostro viaggio fra i presepi, andiamo a vedere un presepe dallo stile eclettico, multietnico e completamente fatto a mano, quello del signor Eugenio Farolfi di Castelfranco. È un presepio multietnico fatto con mezzi d'occasione, cartoni, polistirolo e motori elettrici. Per esempio abbiamo un settore che riguarda i musei egizi, l'Egitto, abbiamo la cascata che viene dal nord, del sud abbiamo le pizzerie, abbiamo alcuni gervis turchi che servono la pizza e personaggi un po' strani, ecco. Qua nel mio garage riesco a realizzare queste piccole opere, diciamo, ed è tutto fili elettrici, martello, scappello, un po' di colla a caldo naturalmente, e brucia anche i dei naturalmente, perché ogni tanto. Il presepio è una cosa importante per i giovani, per quello che rappresenta la natività, tutte le natività naturalmente. Tanti auguri a tutti i bambini che amano farsi o costruirsi un presepio, è importante. Vi auguro tante cose, auguri di buone festività e un felice anno nuovo. E come avete sentito, dunque è tornata la nostra rubrica legata ai presepi. Inviateci quindi le immagini o segnalateci le vostre creazioni, le nostre telecamere verranno nelle vostre case, lo potete fare chiamandoci e inviandoci i vostri filmati al numero o alla mail che state vedendo in sovraimpressione. Vi ricordo prima di chiudere, questa sera 20:10 si parlerà della Zanzega, il programma di Antenna 3 che torna in onda da domani sera alle 21:15, tutti i giovedì. In studio lo storico conduttore Lele Marcasse, il suo inseparabile ospite Ivo Gallo, ma nel corso della puntata di 20:10 potrebbe esserci anche qualche sorpresa, quindi insomma non mancate. Ora io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona giornata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Peggiora il tempo con qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto, con piogge sparse al mattino, possibili soprattutto sui settori montuosi. Col passare delle ore la situazione andrà via via migliorando, con tempo più asciutto ma comunque nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 8 gradi. Valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna di un tempo moderatamente instabile. Sulla nostra regione infatti il cielo risulterà coperto, con precipitazioni frequenti al mattino in via di esaurimento già a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e non si esclude qualche rovescio a carattere sparso nella prima parte della giornata, ma anche in questo caso andrà via via migliorando con fenomeni in cessazione nel pomeriggio e maggiore soleggiamento. Temperature minime tra 1 e 5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 6 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.